Ciao ragazzi, li conoscete in molti, scommetto, i trombini, questi scioppi da festa o pistoni che abbiamo appena sentito qui alla chiesetta di San Pietro sopra Badia Calavena, dove oggi sono venuto per raccontarvi come nascono questi strumenti bellissimi. Andrisitori. Uscita, guarda. Adesso ho visto che... Insieme a Nereo Stoppele siamo andati a tagliare una pianta di noce, una pianta, lo diciamo subito, già destinata all'abbattimento per il pericolo che rischiava di provocare a uno stabile confinante. Un'operazione di arte boscaiola necessaria per arrivare ad avere la materia prima da cui poi nascerà il trombino. Ma attenti, prima di arrivare al prodotto finito, al trombino in quanto tale, servono diversi anni, almeno 10, perché occorre che prima il legno sia perfettamente essiccato. Il legno di noce è importante per la sua caratteristica di elasticità, in grado di ammortizzare parzialmente la potenza del colpo sparato dalla pistoniere. Dovete pensare che la carica è particolarmente potente, il rinculo è talmente forte che costringe il pistoniere a fare quasi una rotazione completa intorno a se stesso. Per costruirli ci sono veramente tante fasi, occorre tantissimo lavoro e il buon aereo ha fatto questa dimostrazione per noi per farci capire la fatica che un tempo si faceva per arrivare ad avere questi oggetti che abbelliscono le case e soprattutto vengono utilizzati oggi per una valenza culturale e folcloristica, perché ricordano una tradizione profondamente radicata in questa terra, la Lessina orientale, e richiamano l'origine di un popolo, i Cimbri, che sono arrivati qua circa 900 anni fa. Oggi i pistonieri celebrano le feste, le rendono più solenni, gli spari servono per accompagnarle, per aprirle o per chiuderle e in ogni caso si tratta di una tradizione unica nel suo genere, non soltanto in provincia di Verona o nel Veneto, ma addirittura in Europa e nel mondo. Sono tanti i ricordi legati ai trombini. Andiamo a sentire qualcuno. Ci sono delle foto antiche di vecchi trombini, abbiamo recuperato le misure, le forme, la pratica come si usava una volta, che è l'unica da poter usare, perché altre tecniche non è possibile usare, insomma, ecco. È una cosa unica che appartiene solo a questa terra, il trombino. È una cosa unica della Lessinia orientale, Nereo, perché portarla avanti questa tradizione? perché noi ci siamo trovati nelle soffitta, anche perché nei tempi delle guerre erano un po' nascosti, no? E lì si faceva anche fatica a capire, però si aveva anche paura di parlare di questi, perché in quei periodi era un po'... Adesso ci ritroviamo qua e ci sentiamo il dovere di portare avanti questa tradizione, perché le nostre future generazioni si trovino ancora qualcosa da portare avanti anche loro, se no va distrutto tutto, va distrutto il trombino e le tradizioni della nostra gente. I ricordi, la tradizione, Badia Calavena e i pistonieri, quindi fuoco!